Infortuni sul lavoro, vittime sul lavoro, una piaga, ma c'è una vostra ricerca commisurata alle ore lavorate che dà dei dati che insomma vanno letti anche con un certo ottimismo? Sì, c'è un segnale di speranza, nel senso che il lavoro che si sta facendo sui posti di lavoro per far diventare questa una questione culturale dimostrano che qualche risultato arriva. Noi continuiamo a sostenere che però nonostante questi risultati il numero dei morti che noi registriamo ogni anno, 1040 morti l'anno scorso, e il numero degli incidenti, 500.000 incidenti, siano numeri sui quali bisogna fare di più. L'emergenza nazionale la consideriamo una vera e propria guerra civile sulla quale c'è sicuramente da svolgere un'attività di sensibilizzazione delle coscienze, una questione culturale, ma c'è una responsabilità da parte di chi deve decidere di fare qualcosa in più. E noi abbiamo chiesto che ci sia l'istituzione dell'omicidio per violazione sulle norme sulla sicurezza del lavoro e non comprendiamo le posizioni di Nordio che dice che lui non lo ritiene opportuno. Oggi siete stati a fare un sopralluogo a Fincantieri, no? Fincantieri è un colosso, soprattutto qui la sede di Marghera è forse il polo più importante, attrae personale di tutte le etnie, è stata anche al centro di vicende di caporalato per le varie, chiamiamole così, subforniture. Che impressione avete avuto? Intanto abbiamo fatto un'assemblea con i lavoratori per spiegare la piattaforma contrattuale, siamo in via di arrivo, addirittura di arrivo per quello che riguarda l'inizio della discussione e poi abbiamo trattato con loro i temi che solitamente noi trattiamo sui confronti con il governo, quindi i salari, abbiamo necessità di recuperare la perdita del potere d'acquisto, la sicurezza, il fisco, la sanità, sono temi che poi contribuiscono diciamo, al benessere delle persone anche fuori dal posto di lavoro. La sensazione è che è come lei ha definito, un grande colosso. Intanto una prima valutazione la vorrei fare, che quando ci sono aziende che sono partecipate dallo Stato e riescono ad avere piani industriali e piani di sviluppo efficienti, questa è la dimostrazione che producono utili, lavoro e sviluppo per il Paese, quindi non c'è necessità di vendere pezzi pregiati al Paese. L'altro tema che abbiamo richiamato è sicuramente quello della sicurezza dei subappalti. Fincantieri si è impegnata e lo fa costantemente ad applicare le norme sulla sicurezza, a verificare quello che avviene nei subappalti. Ovviamente tutti auspichiamo e chiediamo un maggiore impegno perché è un tema che purtroppo sta sul tavolo del confronto.